Buonasera a tutti ragazzi, stavolta ancora scossa di terremoto, però stavolta in Sicilia, quindi ad Enna. Più o meno è stato registrato dall'INGV alle ore 16:13 locali una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 nella zona di Trovina, che è in provincia. Quindi diciamo che ho controllato adesso sull'INGV e in effetti non è solo questa qui di 3,6, ma ce ne stanno anche altre, quindi non sarebbe l'unica scossa che è avvenuta. In effetti sono andato a controllare un pochino, quindi a parte questa di 3,6 che poi è stata alle 16 e eccola qui, alle 16:13, quindi Troina in provincia di Enna, vediamo la profondità 36 km, quindi diciamo l'avranno sentito più o meno sicuramente, ma poi ce ne sono state altre, in effetti prima alle 16:04 c'era stata uno di magnitudo 3, vediamo sempre 32 km di profondità. Poi c'è proprio una sequenza, diciamo così, 3,6, 3,2, 2,2. Poi, ciao Marco, ho controllato ancora più, 1,8 alle 16:53, 1,8 alle 17:01. Ciao Diego, in effetti sta tremando tutta la Sicilia, in effetti Troina, non tutta la Sicilia, però ci stanno un sacco di scosse, Troina 18:22, quindi diciamo che ci sta questa sequenza sismica a Troina, quindi in provincia di Enna e Amatrice, anche Amatrice adesso stasera diciamo ci sono molte scosse, quindi diciamo che Albi non ne vedo ragazzi, quindi perlomeno sembra calmarsi la situazione in Calabria, quindi anzi no, eccola qua. 16:37 Maggisano, che è in provincia di Catanzaro comunque, quindi qualcosina ci sta ancora, quindi diciamo che adesso è incominciato Amatrice, Rieti, Troina, in provincia di Enna, no, sta un po' più giù comunque il vulcano. Sì, sta nei dintorni del vulcano, ma sta più lato destro in effetti. Non sta proprio vicino vicino comunque. Però è da quelle parti lì in effetti. Quindi sto con Catanzaro, Albi, eccola qua, l'ho trovata stamattina, quindi tremava ancora. Quindi adesso diciamo sono aumentati. Adesso ci sta Amatrice, Albi e anche diciamo Troina adesso, quindi Sicilia. Quindi diciamo sono aumentate le scosse in Italia. Quindi diciamo che ce ne stanno un sacco. 17,33, ma un sacco proprio, ragazzi. Se andate sull'INGV le trovate. Quindi l'ultima scossa che è stata registrata 21:29 è ad Amatrice, quindi Rieti, magnitudo 2,1. Questa è l'ultima scossa registrata dall'INGV. Grazie Diego, 12 km di profondità. Quindi ragazzi, ripeto, Troina, provincia di Enna, quindi Sicilia, una scossa di 3,6, però ci sta uno sciame sismico prima che faceva questo terremoto di 3,6 e sta continuando ancora tuttora. Ad Albi ancora la terra sta tremando e adesso si è messa pure una scia sismica ad Amatrice che, ripeto, l'ultima è stata alle 21:29 di pochi minuti fa, quindi di 2,1. L'ultima che io trovo qui, diciamo, sì, sì, lo so, però non guardare 1,6, guarda quanto ce ne stanno e ti rendi conto che Amatrice, 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 cioè la sequenza è questa qui, che ce ne stanno troppe. Quindi se andate sull'IGV trovate una scia Amatrice, non è molto, lo so, però ti faccio l'esempio 19,11, 2,6 Amatrice. Andiamo a guardare pure la profondità, 13 km, quindi come puoi vedere non è che poi ci stanno pure quelle più piccoline come 1,3, 1,9, però ci stanno troppe. Il problema è che è una scia, quindi non è che è 1 o 2, no, qua si parla di 10, 15, 20, come la stessa ad Albi,
è come la stessa a Troina, quindi è una scia che continua. Poi voglio controllare sull'SMC a livello mondiale, vediamo se è sempre la stessa in Turchia e Porto Rico, vediamo se dicono lo stesso, non lo so perché non ho controllato, però secondo me adesso 20,08 Sicilia, vabbè, questo qua già l'abbiamo detto, quindi sì, sempre la stessa parte. Allora, Turchia, Filippine, Indonesia, Pakistan, Sicilia, pure qua lo porta pure qui. Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Turchia, no, non è cambiato nulla, ragazzi, quindi è uguale sempre, quindi a parte la Sicilia, ciao Vince. Sì, sì, l'ho detto Marco, quindi ho detto ad Amatrice ci sta una sequenza sismica in atto, a parte Albi e a parte Troina in Sicilia, quindi adesso le zone sismiche sono tre, quindi Sicilia, Troina, quindi provincia di Enna, poi ci sta Albi che è Calabria e adesso pure Amatrice. Sì, sì, stasera Lupus, sì, sì. Ci stanno una serie di scosse da Amatrice, una serie di scosse in Sicilia, diciamo a Troina, che è un paese vicino a Enna, e diciamo stiamo proprio inguaiati, come è bello dire papele papele. Ad Albi ancora ci sta qualche scossetta, quindi stiamo proprio tutti inguaiati. Sì, sì, no, aumentano, quindi non... No, Diego, io non ho il tempo di guardare tutti i video che mi mandano perché sono davvero troppi, cioè io non vado a vedere i link che mi mandano perché sarebbero troppi. Tu non sai quante persone mi mandano i link che non hai immagine. Io la maggior parte WhatsApp ce l'ho bloccato, nel senso perché se no ne arrivano troppi. No, ma io lo tengo fermo proprio perché non rispondo a nessuno perché sono troppe le chiamate, capisci? Quindi lo metto in modalità aereo perché sennò sarebbe un casino rispondere a tutti. Sì, quello lì l'avevo letto già stamattina, sì, sì, l'ho letto già quello. Però io sinceramente non ho bisogno di link, ragazzi, perché io vado a vedere. Io capisco che mi volete dare una mano, però diciamo non ce n'è bisogno perché io comunque le trovo le notizie, non è che vi dovete impegnare, perché ripeto, non mi posso mettere a rispondere a tanti, 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 tanti. Sarebbe, dovrei stare tutto il giorno col cellulare in mano, quindi diciamo che io quando faccio le ricerche e tutto metto in modalità aereo il cellulare così, perché se no non riesco a fare video, quindi a volte capita che posso vedere una cosa così, se no è un casino. Sì, ma io già lo sapevo quella notizia, Diego, quindi perciò ti dico non me le mandare perché le so già. In effetti io poi le elaboro tutti i giorni, vedo tutte le cose e poi le faccio. Io ti ringrazio che ti vuoi impegnare, però già le so, quindi mi diciamo non vado a vedere su WhatsApp, perché ripeto, lo metto in modalità aereo così non, perché arrivano troppe notifiche. Suona ogni secondo di. Non lo faccio per cattiveria, sono troppe. Ciao Vince, ciao. Quindi diciamo che stiamo inguaiati, ragazzi, quindi diciamo tra Turchia adesso e diciamo Porto Rico a livello mondiale. Invece in Italia adesso Sicilia, Calabria e Amatrice, quindi si è aggiunta Amatrice dopo tutto quel casino che ci stava, quindi diciamo che le cose non stanno tanto bene, quindi ho controllato sull'INGV e ci sta l'ultima scossa, come ho detto io, Amatrice 21 e 29, quindi 10 minuti fa più o meno. Poi ci sta matrice 1,4, 20 e 50, matrice 20 e 41,3, 20 e 05, matrice 1,2. Se andate sull'INCV guardate, diciamo, un sacco di roba, diciamo, ancora che tieni da sta febbre. Comunque, ma vi conto io le scosse in effetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10, 11, 12, 13 scosse ragazzi, quindi nel giro di poche ore. Poi Troina, 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 diciamo è un casino ragazzi. Eccolo qua, è arrivata adesso un'altra scossa ragazzi, Amatrice in questo momento 21,35, 1,4. Salute Diego.
ancora a 38, ha pigliato buono virus. Quindi ragazzi, poco fa l'INGV ha aggiornato 21,35, un'altra scossa matrice 1,4. Lo so, voi direte Giuseppe, ma sono scosse piccoline, ho capito. Però troppe scosse, ragazzi, fanno preoccupare che può arrivare una scossa forte. Quindi non è il problema, dice Giuseppe, vabbè, ma 1,4, 2,1, 1,8, però sì, ho capito, però dai e dai. Ma no, Diego, secondo me hai fatto una ricaduta. Anche perché il virus, quello là, prende le vie respiratorie, quindi non prende la gola. Sì, sì, ma poi questo qui in effetti, come si chiama? A Troina, in Sicilia, è arrivato prima il boato, come hanno detto, e poi è arrivato il terremoto. Quindi hanno sentito prima sto forte boato, come hanno detto loro. No, Diego, il coronavirus prende le vie respiratorie. E adesso trema pure la Sicilia e Amatrice. Quindi diciamo che a Amatrice ci sta una serie di sciame sismiche in atto in questo momento, ma ne ha fatte una quindicina uno dietro l'altro, anche se bassa magnitudo, però l'ha fatte. In Sicilia la stessa cosa sta tremando, ha fatto uno di 3,6, una di 3, alle 16:03 ha fatto quello di 3,6. Lo so, Diego. Diciamo che sta tremando tutta la provincia di Enna, in effetti questo Troina è un paese vicino a Enna, quindi in Sicilia, quindi ho detto si è messo Albi, Calabria, la Sicilia adesso Troina vicino a Enna e Amatrice adesso, quindi ha detto abbiamo aggiunto un altro posto. Stamattina alle 4:05 dei cari abbaiavano, più o meno. Vabbè, Lupus, dimmi cosa ci sta più di normale qua. Niente, quindi di normalità zero ci sta. Quindi diciamo che adesso proprio in questo momento ho aggiornato 21,35, 1,4. Ma no, Vince, il problema è questo. Io leggo che a matrice, no? Ci sono 10 scosse uno dietro l'altro. È vero, dice Giuseppe, ma sono poche, magnitudo poco, ho capito, Vince, però si accumula troppa energia sottoterra e poi arriva boom, boom, boom. Sì, sì, ma figurati, Diego. Il problema pure in Sicilia, troppe scosse, poi fanno pensare pure che arriva quella là buona. Questo è il problema che io dico. E vabbè, Amelia, mica stai vicino a Albi tu, no? Non penso, no? Però se stai vicino a Albi fai attenzione, quindi se sei nelle vicinanze di Albi, io non lo so, però se stai da quelle parti tieni un occhio aperto, quindi mi dispiace. Sì, Lupus, il problema è quello, una scossa piccolina, una scossa piccolina, una scossa piccolina, e poi arriva quella là buona. Mo' Amatrice, ad esempio, vedi, ha fatto 15 scosse in un momento, cioè, mo ti dico io è da qualche ora, più o meno. Cioè, in effetti, dalle 19, ragazzi, dalle 19 ad adesso, che sono le 21:48, ha fatto 15 scosse, cioè, uno dietro l'altro, cioè, 19, 20 e 21, 2 ore e mezza, va. Cioè, voglio dire io, dice, vabbè, Giuseppe, ma sono di bassa magnitudo, sì, ho capito, però forse deve arrivare quella là buona, io che ne so, io non faccio il sismologo, anche se lo farei, diciamo, non è che si può prevedere il terremoto, quindi indipendentemente se fossi anche sismologo, non lo posso prevedere. Di certo non è normale, questo è poco ma sicuro che in 2 ore arrivano 10-15 scosse. È vero che non sono forti, però Lupus ti ricoverano. Vabbè, Marco, 67 km, stai abbastanza lontano, diciamo, non è che è tanto preoccupante al finale, eh. Sì, però pure Troina, ad esempio, io ho letto a Troina, in effetti da quando è iniziato ci stanno una quindicina di scosse, quindi una dietro l'altra, 3, 3,6, 3,2, 2,2 e poi arriva la botta, voglio dire io, quello è quello che penso io. Posso sbagliare pure, ragazzi, per l'amor di Dio, però vi ricordate l'ultima volta che ho fatto il video su Porto Rico, come avevo detto? Ragazzi, troppe scosse ci stanno a Porto Rico. A Porto Rico troppe scosse. A Porto Rico troppe scosse. In Turchia troppe scosse. In Turchia troppe scosse. E poi in Turchia che è successo? Terremoto 6,8. Vi ricordate?
Io ancora sto dicendo che in Turchia e a Porto Rico sta tremando ancora la terra. Poi sappiamo tutti che è avvenuto il terremoto di 6,8 che sono cadute un sacco di case e palazzi, se vi ricordate. Quindi diciamo che dopo tanto tempo la botta arriva poi. Quindi questo è il problema. Io leggo qua sull'INCV una serie di scosse trina, trina, trina. Poi adesso Amatrice un'altra volta già questi stanno già martorizzati ad Amatrice e diciamo che sì, già stanno inguaiati per fatti loro ad Amatrice. Ci manca solo stasera stata diciamo sta scia sismica, è vero che la magnitudo è poco, però ultimamente Amatrice non si sentiva più. Oh, lo so. Quindi diciamo che è arrivata questa sequenza sismica matrice, che poi è continua, come ho detto io. 1, dalle 18 più 19,06. Vince, secondo me sta zanzara ce l'hai solo tu. Secondo me, guarda, io ti giuro, la zanzara qua non ne vedo, ma secondo me dall'estate. Diciamo che è pazzesco. Io no, personalmente qua a Salerno, zanzare dall'estate non ce ne sono ragazzi, neanche mosche, la verità, eh. Quindi è strano, non lo so come mai stanno da voi. Boh, forse il cambiamento climatico ha influenzato pure le zanzare, che ti devo dire? Eh, no, no. Però guarda, la zanzara a febbraio, lupus, non è che è tanto normale, eh. Cioè stiamo a febbraio a finale, ragazzi, non è che stiamo fa caldo Bah, è tutto strano, non si capisce più nulla, ragazzi. Qua il mondo sta andando sotto sopra. Sì, sì, ma domani io ho visto pure sul meteo, domani portava neve in Calabria. Ho detto, bah, non lo so. A volte mi esco pazzo con tutto, pure, diciamo, in Calabria domani portava neve. E difatti ancora la porta, sto guardando adesso, no? Io adesso sto guardando il meteo per domani, no? Che è quello lì che devo fare, no? Mi porta mercoledì in Calabria meno 4, 2 gradi. Porta rovesci nevosi. Boh, che vi devo dire, ragazzi? Ragazzi, l'arancina si chiama in siciliano, no arancino. Ha ragione Diego, arancina. A me il cielo è stato grigio pure oggi, hai visto com'era? Grigio sempre, quindi non è cambiata una virgola, cioè qua non piove proprio. È rimasto grigio e ancora grigio, quindi boh, non lo so. Da Natale che qua non piove comunque, ragazzi, ma a parte gli scherzi. No, no, pure qua ci stavano 18 gradi oggi, faceva caldo. Però hanno detto che oggi e domani fa caldo, quindi già mo io ho visto mercoledì, no? In effetti qua mercoledì mo porta in Calabria, ragazzi. Allora, domani che è martedì porta 1,13 gradi. Mercoledì porta rovesci nevosi. Giovedì nuvoloso, quindi non si capisce proprio più nulla, ragazzi, la verità. Quindi più avanti andiamo, qua è peggio, lo dico sempre io. Quindi diciamo che oggi è lunedì e mi trovo domani in Calabria porta pioggia e ci siamo. Dopodomani porta neve. Boh, cioè domani in Calabria porta meno 1, 13 gradi e vabbè, e piove. Poi dopodomani mi fa vedere meno 4, 2 gradi, sempre in Calabria. Boh, davvero il clima sta impazzendo. Sì, sì, ma l'ha detto, in effetti oggi e domani ho detto caldo, poi arriva la neve. Ma secondo me, però qua già vedo mercoledì in Calabria, vedo rovesci nevosi, boh. Vediamo la Basilicata che dice. La stessa cosa in Basilicata porta neve, quindi diciamo questo arrivo di neve che poi dovrebbe essere, come dissi io, dal 4-5.
E intanto invece parecchi, lo sai, parecchi siciliani la chiamano arancina. Non so il motivo, però la chiamano così, boh. Ho certi colleghi, diciamo, i mandorli stanno in fioritura. Se fra poco anche le pesche vanno in fioritura, stiamo proprio inguaiati. Non si capisce proprio più niente. Secondo me fra poco le rondine arrivano allora. No, Marco deve stare in Abruzzo, no Marco mi pare. Non si- Ragazzi, il clima è impazzito oramai. Francesco non ci sta, ragazzi, secondo me sta besticciato con il cibo, non ha mangiato, quindi sta nervoso. Francesco, esci fuori. Avvocatella si sta mangiando il dolce, Francesco starà mangiando, Alessandro non ci sta, sta in cucina tutti quanti. Sono le 10 ragazzi, uscite fuori. Diciamo ragazzi comunque davvero più passa il tempo qua più non si capisce nulla, quindi Abruzzo sì è in Abruzzo Amelia sta Marco, vedi là ci sta la porchetta abruzzese, gli arrosticini abruzzesi, quelli là sì, quelli là uno tira l'altro, là ha voglia di mangiare. Sì, sì, ma comunque arancine, arancine, dico basta che ce la mangiamo. O arancino, basta che alla fine ci sta il ragù dentro, il pisello oppure quello là col prosciutto cotto. Quindi, un'altra cosa bella della Sicilia, la stigliola, il pane con la meusa, maritata, con formaggio sopra, con cavallo, buono, si mangia bene. A Sicilia si vai, ti scassi. Sì, sì, Marco, verità, Catania, Palermo, si va al mercato, mamma mia. Poi tutte quelle bancarelle che stanno in mezzo alla strada, è una festa. Ma è andato un mio amico, quello diceva in questi giorni su YouTube, si è scassato proprio quello, mangiava di tutto. Cannolo siciliano, cassatino, pasti mandorli, il cadetto siciliano, ha voglia. Ah, pasta casa, hard. Sì, sì, no, in Sicilia si mangia bene, ragazzi. Scassammo. Però ho detto pure in Toscana si mangia bene, in Abruzzo, dove forse diciamo a diverso delle altre parti è il nord Italia proprio, nord nord nord. Quindi tipo Trento, tipo Bergamo, ste zone qua, Verona, Milano, ste zone qua diciamo non è che non mi piace, però a differenza dei paesi del sud e del centro, dopo se non ti fa venire un po' di voglia però, eh. Sì, sì, la parmigiani di melenzane, ah. Quello che è arrivato Francesco, stavamo parlando male di te, no, tu non ci stavi, ho detto questo secondo me sta a lutto. Questo secondo me non ce la fa più. No, no, non è che ti danno poco da mangiare al nord, non è come al sud, capito? Dico, non è perché non mangi o ti danno poco. Appunto, state zitti che ritorno in cucina. Ma fate una carbonara, lupus, grande carbonara. Metti bello il guanciale, incominci a tagliare col coltello, tac, 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 tac. Metti 4-5 uova, cale mezzo chilo bello di pasta e vai, ma. Formaggio a quantità, mi raccomando. Petta di pollo e carote, tu Francesco, non stai bene. Stai all'ospedale, ti sei ricoverato. Ah, ti hai ricoverato, Francesco? Ah, tu stai. Lupus, se ci vuole. Sì, sì, lupus, mangi troppo. Cardarelle stai, vabbè, ti vengo a trovare, Ti porta la parmigiana però, Francesco, non ti porta, di solito si porta il pacco di biscotti, i succhi di frutta, quando vette, io ti porto la parmigiana, oppure ti porto salsicchi e friarielli, Così non dici che ti porto il solito regalo, i biscotti, oppure i succhi di frutta. Ti porto una bella confezione di parmigiani mulignani, belle con prosciutto cotto, la mozzarella, come la vuoi. Bene che di cose calde calde, regime, oh. No, quando ci vo, ci vo. E voglio,
No, ragazzi, non sta facendo la prova costume Francesco. Francesco sta facendo la prova carnevale. Perché è da fare la lasagna a carnevale. E quindi si sta mantenendo per carnevale. Che ha da fare la lasagna. Che poi la lasagna a noi non è una lasagna, ragazzi. Cioè, tipo nord, carne macinata e besciamella, no? Quella lì noi ci sporchiamo i denti con questa qua carne macinata e besciamella. La nostra lasagna è tutta un'altra cosa. Una cosa leggera di mangiare, Lopus. Sì, sì, uno piazza Mattim, sì, sì, tiene ragione, Francesco. La lasagna del sud, ragazzi, polpettino, uova sode, tutto, mozzarella, parmigiano, c'è sta tutto cosa rende, una bomba, salame a pezzettini. Allora, questa è la lasagna, ragazzi, non la lasagna che fate al nord, besciamella e carne macinata. Non è lasagna, ragazzi, questa. Sì, 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 è mandato leggero, Lupus, sì, ho fatto questo, sì, sì. Alle 22 non puoi mangiare, mangi 23 all'ora, sono le 22. Pollo allo spiedo e patatine, pure buono, lo so, la verità. Sì, sì, bello croccante croccante, il pollo, poi sì, tiene ragione, pure ci dice. Francesco, però che stai su ospitale veramente, in 23. Francesco, domani hai pensato già che domani ci rimani, eh? Che idea ti sei fatta domani? Carota all'insalata? Sì, Marco, noi facciamo così, no? Io al nord ti giuro, quando dico la lasagna mi portano sempre sta cosa besciamella e carne macinata che odio, ti giuro. Abituata alla lasagna qua, polpettino, uova sode, salame, mozzarella, ricotta. Cioè, a vedere quella là, dico, Madonna mia, è come stiamo inguaiati. Oh no, Francesco. No, no, Marco, chi si mangi pure un piccione come sta mo Francesca. Quello che già vedi, pasta e patate. Ah, domani pasta e patate con provo, lazza. Oggi hai fatto la dieta, Francesco. Salute e per secondo. Lopus stava nella fine del mondo. E allora morimmo con la panza ieri. Oh no, amma morì pure di uno, amma morì. Magari moriamo insieme, ragazzi, eh. Se pure dobbiamo morire, facetemi, facetemi morire con la panza ieri. Tutto quanto, la fine del mondo, la fine del mondo. Sì, Amelia, sì, 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 alla festa, al finale si parla sempre di me, al finale, sì, sì, qualunque video, posso fare anche il video della fine del mondo. Al finale finisce carne domani. Una bella fiorentina ci volesse a Cressoli, Franci, sulla piastra, sulla pietra quella là, oh, lavica, o sui carboni proprio, coppi che era uno fosse meglio, la verità. Ma un giro in Toscana lo farei, una bella fiorentina, la verità. Bello, te ne ha 40 euro e stai a posto allora. Noi stiamo inguaiati allora, Lupus. E ti fate fa, Marco, te ne dato un piccione per qua, guarda. Te ne hai fatto un bluff, Marco. Eh, eh. Vabbè, come sta adesso Francesco, ragazzi, si mangia pure un piccione, una quaglia, si mangia tutto. Sta accorta la gatta, Franci, lascia stare la gatta, non è un coniglio, Franci, non guardare la gatta. Ragazzi, fermate a Francesco, il gatto lo guarda in modo strano, eh. Questo, Franci, dove finisci per questi conigli? Mi fa preoccupare. Te ne fate fesse, Marco. Te ne dato un piccino posto d'acqua, Ioana, che stai a Napoli? Neanche a Napoli fanno questo. Vedi che il pezzotto ci sta pure in Abruzzo, non solo a Napoli. Poi danno la coppa ai napoletani. È come se ti fossero data la parmigiana senza il munignano. Oh no, Francesco. Poi danno sempre la colpa a sud. Che siamo noi, oh, insalata di cetriole. E che stiamo in ospedale.
A me di rapa e salsiccia. And then, oh. Povero gatto, ha terrorizzato il gatto, ragazzi. Il gatto lo guarda strano, dice questo mi mangio. Scappa, stai ancora a tempo, scappa. No. La fame è una brutta bestia, eh. Povera gatta, no? Quello secondo me lo sta guardando, dice che fa questo? Mi prende o non mi prende? Francesco, se adesso lo vai a carezzare, quello scappa, mo. Quello ha capito. Dice chissà mo mi fa pippadana. Povero gatti, eh. Meno male che non sei cinese, meno male che non sei cinese, Francesco, tu. Se no già stai... Bravo, questa è fame chimica. Come dicevo io, quando ero ragazzo io e mamma facevo mamma, ma tu mangi troppo. Facevo ma, questa è fame chimica. Però tanto ero sicco, io mangiavo di tutto la verità, ma non ingrassavo, quella è la cosa bella, mangiavo e non ingrassavo. Ho perso questa qualità per la via. Ma ti mangi i croccantini raiatte e fenelle, frangì, lasci sta. Io sono convinto ragazzi che questa per la scatoletta del gatto stasera se la mangi. È tonno, dice tonno Rio Mare questo. Frangì, lascia sto la scatoletta raiatte. Che tu sei capace. Già mi immagino la scena, oh. Già mi immagino la scena di Francesco con la scatoletta del gatto, tipo tonno. Tonno al naturale. Ma i croccantini. Vabbè, i croccantini forse non ti fanno niente. Pollo e manzo, già si è mangiato lui. Lupus, ferma a questo, si è mangiato la scatoletta del gatto. Mettici pure due croccantini dentro, così la fai più asciutta, Francesco. Aiuto, ma guai, facimene. Sì, sto coronavirus da tutte parti. Croccantine e spritz, sì, fai la perolla, fai. Fai i salatini con lo spritz, Francesco. Fai l'aperitivo, fai. Ma ragazzi, proprio è sempre una cosa esagerata, eh. Però ragazzi, pure io. Sì, questo è capace. Francesco è capace, povero gatto. Il gatto secondo me sta già scappato, secondo me. Sai perché? Quello vede che questo cucina sempre, oh, ti fai una tisana, non stai buono. Francesco mi fai preoccupare, vabbè, comunque dimmi che stanza stai a Cardarelli, domani ti porto una parmigiana, eh? Una bella parmigiana, prosciutto cotto e mozzarella, che di cose proprio a scassare, Francesco. Per una bella pagnotti di pane e giustamente, diciamo, metto un po' di pane, ce l'ho vicino. E un bel tegamino, salsicchia e friariello. Giusto per chiudere l'appetito, capì? Per seconda. Che fate? Mangi solo di verdure, roba la parmigiana. Pochi secondi ci vo. Fai il secondo con la verdura. La parmigiana. Pandoro e Nutella, che stia di sana, ah, meno male. Sempre cose esagerate, Francesco, tu. Pandoro e Nutella, la tisana, ma chiama. Meno male che la tisana, se non era la tisana, Francesco. Ma non lo so, non l'ho sentito. Secondo me starà mangiando qualche dolce. Mo' vedo se la acchiappo qua sopra, che non te stai. A dove stai? Mo' se ci sta risponde, se non ci sta non risponde. Ciao Lupus, non andare in cucina. Ma scusa carisce, ciao, Dio Giuseppe, ciao Giuseppe. Ma se ne va da cucina, Lupus. Con la scusa di c'ho da fare. Se ne scappa in cucina. Fermate al Lupus, ragazzi, bloccatela. Bloccate al Lupus, ragazzi. È scappata. Franci blocca. E l'ho scritta mo su WhatsApp, non risponde. Secondo me non c'è. O se c'è sta un manager 2209, però già dorme, no?
No, eccola qua, ragazzi, l'ho trovata, zitta, sta scrivendo sotto il trapuntone, ragazzi, chi si sta rummen? Già, quindi ragazzi, Avvocatella sta sotto il trapuntone. Sì, sì, ho mangiato, Diego, però tengo fame, la verità. Ho fatto un po' di pane con due alici. Però tengo fame, ragazzi. Avvocate, stiamo facendo la diretta, tutti quanti ti cercano e tu non ci stai. Ma dove stai? Ho mandato il messaggio, vediamo che dice. Ah, pizza, no, Lupus te ne stai nella cucina, comunque te ne sgamata. Lupus con la scusa che tutti quanti abbiamo fame. Fame, va, dice, ma me ne va chi? Oh no, vince. Secondo te Lupus dove vamo? Ma tutti quanti scappano in cucina. Voglio, ma possibile che tutti siete ognuno scappa dalla cucina? Guarda, è una cosa pazzesca alla fine, eh. Tutti quanti, a quest'ora, tutti quanti, tutti per la dieta facciamo. Eccola qua, ragazzi, vi è arrivata Avvocatello, vedete? Avvocatello, qua parlano di mangiare, stanno tutti quanti a dieta. Chi va a pizza, chi va a pollo, Francesca ha detto che si da fare tisana, pandoro e cioccolata. Questa sarebbe la tisana soia. Si da fare cosa? La tisana, meno male. No, no, ma la tisana di Francesco è Pandoro e Nutella, capito? Non è la tisana. Chi do problema? La tisana è solo la parola. Avvocate mi porti una polenta, e ci capite che avvocatello è polentone, voglio, però la polenta no. Avvocatello è polentone solo di nome e di fatto, però a finale è meridionale, è pezzotto. Avvocatella è quasi napoletano, diciamo. Buono pure invece la polenta, io avvocatella fanno. Vuoi mettere la parmigiana, vuoi mettere la parmigiana, che ne so, c'è una lasagna, una pastiera di grano, avvocate, che mi fa queste cose? Una bella pastiera di grano con crema rindi, una sfogliatella. Voglio, qua stiamo troppo a roti di mangiare però, eh. E non vuoi tutti insieme, troppo mangiate, ma finisci poi di mangiare. Avvocate, Francesco si sta mangiando la scatoletta del gatto, pensa un po'. Povero gatto, sta a dieta. Bella babà, eppure tiene ragione. Posa la scatoletta della yacht, Franci. Avvocatella, la moglie l'ha sorpresa con la scatoletta del gatto. Chi fa la pizza, chi fa il babà, chi fa l'arancino, mamma mia, come state? Stiamo a pronto soccorso proprio. Lupus se n'è andato, io a mangiare Lupus. Ah, scusa, Giuseppe, ci vediamo dopo. Sta andando alla cucina. Voglio, partiamo per. Sì, sì, vince, sì, sì. Sì, sì. Mamma mia, non mi fa pensare, avvocate. Sì, sì, secondo me l'opus è andato a finire fagioli e salsiccia. Voglio che pure qualche volta dobbiamo fare la mangiata tutti insieme. Ci diamo l'appuntamento tutti quanti in qualche parte d'Italia e facciamo una scassata. Però, ragazzi, se mai a qualche parte andiamo da Franceschi, ci mangiamo male cavallo, a ti Francesco. No, è meglio noi, a casa di Francesco no, voglio. Perché chi le piacerà un coniglio per la iatta, no? No, da Francesco non va bene. Dopodiché ragazzi per fare il coniglio alla cacciatore, quello ci dà la gatta. È capace. Non è pericoloso. No, no, dobbiamo andare a Napoli, agli chalet. Oppure siamo andati a Calabria. Pure la Calabria pure si mangia buono. Da Avvocatelle no, perché al nord non si mangia bene, quindi da Avvocatelle no. No, Marissa è sacra.
Matisse, mo sarebbe un nome da yacht. Che nome che c'era da sta yacht tu, poi? Matisse. Mamma mia, che fantasia, che tiene, Matisse. Tu prosciutti di San Daniele, questo ci offre Montasia, l'Anduia, voglio, ma non è che bella una parmigiana di Mulignana, oppure il Malugliane asiatico. Ah no, vince, ah, io prima fa pure una bella porcellina, eh. Facciamo una bella porchetta abruzzese, la porchetta abruzzese, gli arrosticini abruzzese, pure ma contenti, eh. Sì, sì, Marco, tiene ragione, sì, sì. Ah, io ma possibile che tutti i seri questo però, cioè dopo mangiata, ma finisci per di mangiare, e poi, o devo fare la diretta più presto. Ragazzi, allora facciamo un'altra cosa. Ci incontriamo tutti su una bella montagna dove ci stanno tavoli e barbecue. Ognuno porta qualcosa di suo e quindi ci scassiamo tutti quanti. Quindi affittiamo, diciamo, i tavolini e il barbecue e ognuno dal suo paese porta quello che vuole. Ma così ci scassiamo. No, io porto il roba di mare, voglio. Per digerire, avvocatello porta sicuramente qualche dolce. Vabbè, Vigè, che è tutti i sera la stessa storia, per tornare da fame, quella è tutte le sere la stessa storia. Francesco, la colpa è Francesco sempre. Io ho detto Francesco dove sei? Francesco dove sei? Francesco dove sei? È uscito Francesco. Ho mangiato, sto facendo la dieta. E meno male. No, io ho mangiato stasera, ragazzi, un po' di pane con le alici. E le ho fatte alla piattella. Sì, si è mangiato il gatto, sì, sì. No, guardava il gatto, guardava. Il gatto si è messo paura e se n'è scappato. E lui per sfregio si è mangiato la scatoletta del gatto, capì? Per dispetto. E i croccantini, perché là sta a dieta. Il gatto l'ha capito. Sì, sì, ragazzi, ma guarda, pure a Trento, guarda, io ho fatto quello che l'ho detto già stanotte, secondo me l'ho detto stanotte questo, no? Avevo un banco del Trentino a fianco a me e sti ragazzi facevano il goulash con le patate. La verità era buono, ragazzi, vi dico la verità. Il problema è che stare insieme a loro mi ha rovinato, diciamo, i 4 giorni di lavoro, perché a finale col bianchetto, ragazzi, andavano proprio, sa come? Ogni volta, Giuseppe un bianchetto, io alle 4 già stavo ubriaco. No, mica ho mangiato 1 chilo di alice, Francesco, no, ho fatto un po' di pane con le alici, non 1 chilo di alice. No, ho fatto 2 alici alla piattella con un po' di pane. Però tengo fame, Francesco. Sì, sì, le acciughe, come le chiami tu? Le alici. Quindi no, ho mangiato leggero, ragazzi, un panino con le alici. No, le alici Francesco erano 7-8, quelle là grandi, non è che ho mangiato 1 chilo. Ho mangiato 200 grammi, qua 1 chilo. Però sento un languorino nello stomaco, la verità, Francesco. Come una cosa di vuoto. Mo ci vuole sta la carbonara, Francesco, però, eh. Uova, guanciale, formaggio, uova belle sbattute, cavere, cavere. Non ce la posso fare. Ma pure una parmigiana di Mulignana, ma la magnasse, cavera, cavera. Sì, sì, ma puoi stare sicuro, sì. Io, capito? Io, lui è santo poi, Francesco, tu sei santo tu. Francesco, se te mangiamo insieme, ci hanno sparato. Sono convinto. Sì, sì, se andiamo a mangiare io e Francesco ci cacciano fuori, sono convinto, Diego. Dice, mo i tasci fuori, vi? Secondo me se andiamo io e Francesco agli scialè ci cacciano. Dice, voglio, io devo andare a casa.
Tanto quello del pesce non fa ingrassare, è vero? E forse la linea, guarda, perché si sente. Tutta a base di pesce, Francesco. Sì, sì, qualche volta ci dobbiamo organizzare un po' tutti, dobbiamo vedere dove dobbiamo andare, però. Perché stiamo tutti lontani, quindi dobbiamo fare una parte centrale, così ognuno poi arriva. Quindi secondo me a metà Lupus in Toscana, quindi stiamo a metà strada tutti quanti. Io e Francesco prendiamo il treno da Napoli, io Salerno, lui Napoli, quindi Toscana. Marco sta in Abruzzo, quindi subito arriva in Toscana. Diego la stessa cosa ci raggiunge dalla casa e partiamo tutti quanti per la Toscana. In Toscana si mangia buono. A me tutti quanti da Lupus. A così male che va, voglio in Toscana si mangia buono. Lupus, Lupus è scomparso, ragazzi. Secondo me sta in cucina. L'abbiamo persa proprio. Con la cosa che gli ha detto, come ha detto, mangiò alle 23. Sono le 22:20. Anticipate, recite voi forse, anticipate un po'. Però mamma mia, la fame è una brutta bestia. Sì, 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 a Toscana sì, un Panama porta noi. Perché sennò è senza sale, Marco, là, no? Sì, sì, stavo fuso orario, Lupus. Ha detto alle 23. Sì, lo so che è una ragazza, Lupus, sì, sì. Sì, sì, Lupus è il nome maschile, però è una ragazza, ragazzi. Lo so, la signora Lupus sta in cucina a mangiare. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, quindi mo, come chiudo questa diretta, lo so già che andrete tutti in cucina, però non fa niente, perché ci vado pure io, quindi vado a vedere che si può fare. Buonanotte a tutti e andiamo a vedere che ci andiamo a mangiare, voglio. Ciao Diego, ciao Vinci, ciao Avvocatello, ciao Francesco, non ti mangiare gatto, lascia sta, non ti mangiare la scatoletta del gatto. No Marco, un pane non portiamo qua perché siamo là, ce lo danno senza sale, quindi il pane lo portiamo dal sud. Perché in Toscana se no ci guastiamo la giornata proprio. Ti immagini un po' di carne bella, tutto, poi ci metti il pane senza sale. E no, non va bene poi. Ciao Rosario, buonanotte pure a te. Voglio tutti in cucina a mangiare, forza, uno, due e tre. State per buoni ragazzi. Ciao Diego, ciao.